anniversario del bombardamento, 78 anni dopo quel 7 aprile 1944, l'appello da Piazza dei Signori per la pace negli occhi di due piccole profughe ucraine. Arrivate ad alcuni villaggi vicino a Kiev fino a Oderzo, grazie al sodalizio tra le federazioni di atletica, 17 atlete ucraine ospitate al collegio Brandolini Rota ad Oderzo raccontano dei propri cari rimasti in patria. Tra condizionatori accesi e pace, vogliamo la pace subito, così il presidente Zaia sulle parole del premier Draghi, poi torna sul tema dell'autonomia, annuncia siamo arrivati all'ultimo miglio. A Susegana, violenta aggressione ad una donna cinese soccorsa da passanti all'esterno di un centro massaggi, le parole della vittima sotto shock. Si è spento a Treviso Giovanni Busnello, padre di Francesco, il primo donatore di cuore in Italia. Quella scelta nel 1985 segnò un cambiamento della cultura nazionale della donazione. Calcinacci caduti dal soffitto di una casa di edilizia popolare a Castelfranco, domani nuovo sopralluogo dell'azienda che dice non poteva essere previsto né evitato. Tragedia nei boschi della Gordino, un operaio di 58 anni è morto nel primo pomeriggio durante i lavori di disboscamento che stava eseguendo alle dipendenze di un'azienda del Primiero. Qualcuno? Siamo assieme io e mio fratello è qua, e San Gabriele, 14, 18 e 30, neanche 13 e mezzo, 12 mesi. Ieri a 500 metri neanche, al rifugio che è venuta qua, in Santorini. E abitavamo in via Morosini, qua, a 500 metri, porta qua. Non si può vedere. Ma adesso di vedere. No, non si può vedere. Uno che passa un bombardamento come quello, era dovuto tra gli morti, sa perché era dove i morti era per strada. Come adesso No, Ucraina? non ti puoi vedere che roba. Non devi anche mostrare perché stiamo qua. Adesso ho 90 anni, avrei un po', cioè 12 anni e mezzo. Non si può vedere. Ben ritrovati, buonasera. Abbiamo scelto di aprire con la testimonianza di un testimone del bombardamento del 7 aprile 1944. Sono passati 78 anni e questa mattina finalmente si è potuta tenere in presenza una toccante cerimonia che si è aperta proprio con la messa officiata da Monsignor Michele Tommasi. Un gesto di memoria e di speranza, di memoria di avvenimenti drammatici della nostra comunità civile, di speranza per noi e per tutto il mondo intero. Con queste parole oggi il Vescovo Tommasi nella chiesa votiva ha avviato la celebrazione eucaristica in ricordo dei morti sotto il bombardamento del 7 aprile 1944. Davanti ad una chiesa gremita dopo gli anni del contagio, Monsignor Tommasi ha indicato il pensiero della chiesa trevigiana sui conflitti di oggi, con particolare accenno alla guerra in Ucraina, partendo però dai bambini morti 78 anni fa. Quei 123 bambini, il cui ricordo rimane e continua a rimanere struggente per la profonda, radicale, inumana inutilità di quella strage, di ogni strage, allora come oggi. Treviso allora 78 anni fa, oggi Bucha, Mariupol, quanti altri nomi. È da questo scenario che Monsignor Tommasi ha chiesto a tutti uno sforzo per la pace, puntando non sulle armi ma su sanzioni e limitazioni sul gas russo. A noi è chiesta la coerenza della solidarietà e dell'accoglienza dei profughi e il sostegno ad ogni via di pace nella giustizia e nella verità. A noi è chiesto l'artigianato della pace, che significa anche accettare fatica e disagio, se fosse necessario, per accelerare la fine della guerra. Solo così, con scelte democratiche e non violente, ha concluso Monsignor Tommasi, onoreremo non solo i morti di quel 7 aprile, ma chi da quelle macerie ha ricostruito le nostre comunità. Saremo all'altezza della memoria che ora celebriamo
solamente se non lasceremo nulla di intentato per costruire spazi di pace nei nostri cuori, nelle nostre relazioni, qui, tra noi e in tutto il mondo. Dalla chiesa votiva a Piazza dei Signori con l'appello della pace che arriva proprio dai profughi che oggi erano a Treviso. Basta guardarle negli occhi per capire che non servono tante altre riflessioni di geopolitica, speculazioni economiche per capire che questa guerra in Ucraina e in Europa deve finire. Questo è l'appello del sindaco Mario Conte vicino alle piccole ucraine Anna e Giulia, dopo i rintocchi della torre civica nel 78° anniversario del bombardamento di Treviso del 7 aprile. 5 minuti che hanno cambiato la storia della città, devastata da oltre 2000 bombe sganciate da 159 fortezze volanti americane. 1600 morti tra chi è rimasto sotto le macerie e chi, nonostante le cure, è espirato nei giorni successivi. Per dimensioni è il secondo bombardamento più cruento della storia d'Italia, dopo San Lorenzo a Roma il 19 luglio del 1943. Forse la piccola città ha più di 100.000 abitanti ora, che tanti profughi vi sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri nel cielo non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano ad uccidere. Così racconta il bombardamento Giuseppe Berto nel suo Il cielo è rosso. Rosso come quello di Mariupol, Bucha, per i ragazzi delle Stefanini che ne hanno letto alcune pagine. La storia ci ha insegnato che queste cose non dovrebbero riaccadere, perché sono delle cose mostruose e nella mente degli adulti, come in Ucraina, sta risuccedendo. Io credo che questa è una data storica, però intrisa di sangue innocente. Io credo che deve partire da Treviso un monito, un invito affinché non succedano più questi delitti contro l'umanità. Come si può vivere in mezzo alla morte, alle sofferenze, quando il mondo è bello, fantastico. La vita insomma è da vivere. E la vita, ricordati che la vita va vissuta, non distrutta, sia chiaro. Atlete arrivate ad Oderzo, nella Marca, ma con i mariti pronti a combattere per la difesa del loro paese. Sono atlete ucraine ospitate appunto ad Oderzo e le abbiamo intervistate. Sono arrivata qui con mio figlio di 3 anni e mezzo. Mio marito è in Ucraina, sta partecipando alle squadre di difesa territoriale. Se l'esercito russo arriva in città, loro diventano soldati dell'esercito. Anna, 30 anni, una mamma, allenatrice di atleta in Ucraina, il marito campione ucraino di marcia, ora è arruolato per la difesa territoriale. Una vita stravolta dalla guerra. È lei a guidare le 17 atlete ucraine che un sodalizio tra federazioni sportive è riuscito a portare fino in Italia ed ora ad Oderzo. La prima cosa a cui ho pensato è mio figlio. Tutte le mamme hanno pensato a questo e sono venute qui con i figli per vedere quello che succede. È un dolore enorme e tanta tristezza. Sono 17 ospitate al Collegio Brandolini Rota grazie al legame tra Beppe Zoni, l'organizzatore dell'European Road Race Under 20, e la Federazione Atletica Ucraina. Un lungo viaggio, prima fino alla frontiera con la Romania, poi fino a Iași con il pullman inviato proprio da Oderzo. Tra loro incontriamo anche Caterina, 20 anni. Io sono di Kiev, non volevo venire, ma l'allenatore mi ha detto che c'era questa possibilità. Non volevo, ma i miei genitori hanno insistito perché andassi per salvarmi. E Ivanna, il marito, è al fronte. Cosa provi, le chiediamo? Tutta la mia famiglia è lì. Essere qui, anche nel posto più sicuro, non fa star bene. Il cuore e il pensiero sono là. La lunga mano che accoglie offre un tetto, ma anche un po' di normalità. Vorrei ringraziare alcune persone del mondo dell'atletica, Cristiana Manildo, e in modo particolare ancora grande mio figlio rumeno. Lo dico mio figlio rumeno perché l'ho istruito, è diventato, e da là lui mi ha fatto tutti gli incartamenti, biglietti aerei, trasporto. Adesso sono qua, il giorno 14
arriveranno altre 2 ragazze e un altro allenatore, sempre ospite Brandolini. Tra condizionatori accesi e la pace, vogliamo la pace subito, parla di economia di guerra il presidente Zaia. Nel nostro paese anche senza le bombe, poi torna sul tema dell'autonomia. Lo ascoltiamo. Vogliamo la pace, vogliamo che ci sia subito un armistizio, vogliamo subito la pace perché ogni istante che passa fa perdere vite a persone inermi, a persone innocenti e noi non possiamo assistere inermi a questa tragedia. Tra la pace e l'aria condizionata, come detto dal Premier Draghi, il presidente del Veneto non ha dubbi sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze anche economiche del conflitto. Zaia è intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo centro congressi di Padova. La verità è che oggi la guerra sta diventando un elemento di instabilità non indifferente sui mercati, sulla società e soprattutto stiamo vivendo in un contesto di economia di guerra pur non avendo le bombe. Dobbiamo prendere atto di questo, speriamo che la pace arrivi velocemente. Sull'invio di armi all'Ucraina, Zaia auspica prevalga prima la diplomazia. Però la pace deve essere voluta da entrambe le parti e spero che vinca il linguaggio della diplomazia, spero che vinca la diplomazia e che si ritrovino a un tavolo e si chiuda velocemente questa pagina bruttissima della storia dell'umanità. Dall'altro leggo anche che anche oggi si dice armi da parte degli ucraini. Io, come sapete, ho condannato senza se e senza ma Putin, però dico che noi dobbiamo pensare alla pace e non alle armi. Poi, sollecitato dalle domande, il presidente della regione è tornato a parlare di autonomia del Veneto. Direi che siamo ormai arrivati all'ultimo miglio, questo lo possiamo dire, senza svelare le carte. Stiamo trattando ancora. Penso che sia una grande opportunità e soprattutto sia un'assunzione di responsabilità. Anche le dichiarazioni fatte dal collega De Luca dimostrano che l'assunzione di responsabilità deve essere in capo a ognuno di noi, direttamente eletti. E penso che questo significhi modernità per lo Stato, significhi un nuovo rinascimento e l'abbandono di questo medioevale centralismo che non ci ha portato nulla di buono. Embargo totale per gas e petrolio è quello che chiede il Parlamento dell'Unione Europea, ma siamo pronti ad accettare questa sfida? Ne abbiamo parlato con i trevigiani. Sì, sono d'accordo di rinunciare purché si raggiunga questa pace, perché il nostro condizionatore con una bomba c'è tanta differenza e quindi per me sì, sono ben disposto. Lei è disposto a rinunciare? Certo, anche se non è sufficiente credo, però se fosse necessario lo farei. Sicuramente fare economia senz'altro, nel senso venire incontro a una situazione critica sicuramente va fatto. Bisognerebbe, sì. Sei disposto senza problemi? Ma senz'altro il sacrificio si fa per il bene comune. La pace naturalmente. Quindi siamo disposti a rinunciare anche a questo? Diciamo che qualcosa bisogna fare purtroppo. Sono sempre cose che fanno male un po' a tutti, però non si può lasciare nemmeno quella gente in quegli stati là. Beh, certo stiamo vivendo un clima particolare, quindi immagino che anche i governanti si lasciino andare a delle affermazioni forti. Draghi ha dimostrato già più di un'occasione di dare un impulso a tutto il popolo, diciamo così, quantomeno è in controtendenza ai governanti precedenti, per cui siamo in tempo di guerra, a certe affermazioni le possiamo anche sopportare. Non parlo. Perché? Non voglio parlare per cortesia. Perché è una provocazione sciocca? Non è giusto parlare così. La pace sì, senz'altro, ma il condizionatore lo tiro via a lui, me lo dà a me. Ma con quello che costa adesso l'energia elettrica, il condizionatore non lo accenderemo più sicuramente. Sì, deve cominciare per lui per primo e dopo io lo seguirò. Quindi parta la politica? Certamente, devono partire loro a dare il buon esempio. Io non è che rinuncio, a me non do spiegazioni perché per me sono cose incomprensibili. Ma io non di sicuro. Mi sembra un'alternativa del tutto assurda, non sono questi i termini del problema. C'era la diplomazia e questa non ha funzionato fino a febbraio. Ora è molto tardi e queste misure sembra che facciano più male a noi che a loro.
Voltiamo pagina, si è spento a Treviso all'età di 87 anni Giovanni Busnello, papà di Francesco, il primo donatore di cuore in Italia. Quella scelta, quella di donare, per nulla scontata nel 1985, cambiò in qualche modo la storia della donazione. I funerali saranno celebrati alle 11 nella chiesa di Santa Bona nella giornata di sabato. Addio a Giovanni Busnello. Si è spento questa mattina ad 87 anni lo storico sindacalista della CISL, ma soprattutto un padre che con la sua decisione 37 anni fa cambiò la storia della cardiochirurgia in Italia e l'approccio degli italiani nei confronti della cultura della donazione degli organi. Era infatti di suo figlio Francesco, morto a solo 18 anni in seguito ad un incidente stradale, il primo cuore trapiantato in Italia. Proprio in seguito a quella scelta, allora per niente scontata, è cambiata completamente la sensibilità della popolazione italiana sulla donazione degli organi. Così ricorda quel momento la figlia Leonora. È stata una scelta difficile, io me la ricordo anche se avevo 10 anni, ero piccola, però mi ricordo quando il papà è tornato a casa dicendo che non c'era niente da fare, che c'era questa possibilità di fare qualcosa per gli altri come lui ha sempre comunque fatto. Era una persona di grandi valori e anche cercava sempre di essere coerente dall'inizio alla fine, sempre con una grande serenità e con una grande saggezza. Più volte nel corso degli anni Giovanni Busnello, assieme alla moglie Marina, si è interrogato su quella scelta dolorosa e difficile. Così ci disse 7 anni fa, nel 30° anniversario di quella notte, il 14 novembre 1985, quando le immagini dei medici che correvano con il cuore di Francesco in un frigo da picnic cambiarono la storia della medicina. Ce lo siamo chiesti con mia moglie e ci siamo detti che rifaremmo tranquillamente la stessa scelta. Credo che questo sia un riconoscimento a Francesco per quello che era, per quello che faceva, per l'impegno che si metteva nella vita sociale e di conseguenza nella disponibilità nei confronti degli altri. La notizia della morte di Busnello ha destato profondo cordoglio a Treviso, nella CISL dove aveva militato per 40 anni, in Regione Veneto, con le condoglianze del presidente Zaia per la scomparsa di un uomo che assieme alla moglie aprì una strada che allora era ancora impervia, quella della diffusione della cultura della donazione come estremo atto di generosità per far sì che da una vita che si era spenta un'altra potesse salvarsi. Apriamo la pagina della cronaca. A Susegana una violenta aggressione ai danni di una donna cinese. Fuori dal centro massaggi indagano i carabinieri. Io ho paura, io così, tutto male. Pugni, schiaffi, tanto da procurarle vistosi lividi agli occhi e agli zigomi. È ancora sotto shock la donna di nazionalità cinese che ieri sera, poco dopo le 20 a Susegana, ha subito un'aggressione. I testimoni l'hanno vista uscire in strada con il volto tumefatto, scalza e è uscita urlando aiuto e per far rincorrere un uomo che si è poi defilato fra le auto e i passanti. Non conosce niente, venire per così io no, basta, capito? Non è per venire per massaggio, per altre cose, capito? La donna asiatica ai primi passanti che le hanno prestato soccorso, pur non parlando italiano, ha fatto capire di essere stata aggredita proprio dal cliente appena fuggito. L'uomo avrebbe preteso una prestazione sessuale contro la sua volontà, malmenandola per cercare di vincere la sua resistenza. Di lì a qualche minuto sul posto sono intervenuti l'ambulanza del SUAM 118 che ha trasportato la donna sotto shock al pronto soccorso e i carabinieri della compagnia di Conegliano, titolari delle indagini immediatamente scattate per risalire al presunto responsabile del pestaggio. Adesso i carabinieri ci hanno chiesto le immagini dalle nostre telecamere. Si tratta sempre comunque di una violenza nei confronti di una donna. Perché chiaramente le donne, soprattutto in determinate situazioni e etnie, sono considerate delle facili prede, per cui è chiaro che è un atto in ogni caso da condannare. Siamo a Castelfranco Veneto ora dopo il racconto della caduta di alcuni calcinacci dal soffitto ieri di una casa popolare. Oggi abbiamo sentito il presidente dell'AEP e poi il sindaco di Castelfranco, Stefano Marconi.
Dico che non ho mai dormito da ieri perché pensavo di trovarmi col soffitto della camera giù. Giancarlo e la moglie non hanno voluto lasciare la loro amata casa, lo faranno solo se costretti. Domani Atere e Comune hanno già programmato un sopralluogo per capire quale sia l'entità dell'intervento che dovrà essere fatto nel loro appartamento dopo la caduta dei calcinacci del soffitto della scorsa notte. Un sopralluogo che riguarderà anche le altre palazzine, costruite tutte come quella interessata al crollo negli anni 70. Quello che è accaduto non poteva essere previsto e dunque evitato, ci tiene a sottolineare Leopoldo Passazzi, al vertice dell'azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco Veneto, che ci spiega. Il campanello d'allarme nostro sono gli inquilini, perché se da loro arriva un messaggio ovviamente di pericolo, la segnalazione di qualche necessità, quello ci consente di intervenire preventivamente. In quell'immobile e in quell'edificio, in quel condominio non c'era nessuna avvisaglia. Pochi i fondi incapoglienti, cui competono gestione e manutenzione degli immobili, che a Castelfranco sono in tutto 450. Ultimamente le risorse che avevamo a disposizione non erano tantissime per poter fare grossi interventi di manutenzione. Abbiamo cercato di preservare il patrimonio, che è tanto ed è importante. Ad oggi sono in fase di assegnazione 36 appartamenti, conferma il sindaco Stefano Marcon, mentre sono ancora 151 le famiglie in lista d'attesa. Per nuove assegnazioni servirà a completare altri interventi, spesso più importanti e onerosi. Sono stati intercettati contributi per 3 milioni di euro in base ad una progettualità portata avanti dall'azienda che ha individuato le priorità. E quindi con questi 3 milioni noi andremo a rimettere in pristino 128 appartamenti del nostro patrimonio. È già stato percorso un istituto simile nel passato e ha intercettato contributi per circa 800.000 euro e anche lì sono stati riqualificati 40 appartamenti. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati TG Treviso, ripartiamo dal protocollo d'intesa che è stato siglato questa mattina per la creazione di una rete territoriale per l'orientamento della popolazione adulta, un'iniziativa sorta dalla necessità di mettere in collegamento le persone in situazione di svantaggio sociale con le opportunità di formazione e lavoro che sono presenti sul territorio. Nella Marca su 850.000 abitanti sono circa 20.000 i disoccupati, 7.800 dei quali sono giovani. Il protocollo siglato oggi, unico in Veneto e tra i primi a livello nazionale, offrirà un importante servizio per avvicinare le persone in difficoltà ai cambiamenti del mercato del lavoro. Siamo alla politica con la Lega che inizia a perdere pezzi. Nico Presti, uscito dalla Lega ad agosto, è entrato nelle file di Fratelli d'Italia. Beh, è un cambiamento che non risale adesso, ma risale lo scorso anno. Io il 31 di agosto ho fatto una mail al K3 e alla Lega Nazionale dicendo appunto comunque che ho deciso di restituire la tessera. Che avesse lasciato la Lega era ormai noto. Che Nico Presti sia ufficialmente entrato a far parte dell'esercito della Meloni in Fratelli d'Italia è ufficiale solo da alcuni giorni. Infatti sono stato diversi mesi e non avevo nessuna appartenenza e non avrei nemmeno avuto se non fosse stato per l'amico Guido Bertolazzi che mi ha cercato e ha insistito perché io entrassi. Io entro in punta di piedi come il mio stile in Fratelli d'Italia e poi si vedrà quello che accadrà, insomma. La Lega ha perso un altro pezzo, un'uscita a lungo ponderata e comunque giustificata. Il segretario nazionale Salvini è per Presti la causa del suo malessere e la conseguente fuga. Perché non posso far parte di un movimento dove il leader una mattina dice una cosa e poi dopo mezz'ora cambia idea e quindi l'incoerenza nel modo di reagire che non rappresenta ovviamente comunque, a me non mi rappresentava, senza per questo avere nulla da recriminare con la Lega provinciale o locale. Io non ho avuto nessuno screzio con nessuno. Le uscite non finiranno qui allora, lei dice? Ma secondo me, da quello che sto vedendo, no. Comunque io mi auguro che, che ci sia comunque un rinnovo. Penso che siano tutti quanti leghisti che se lo auguro, insomma. Nella giunta del comune di Arcade, dove Nico Presti è assessore alla sicurezza e viabilità, ora si dovrà discutere di questo cambiamento e se la fiducia potrà rimanere. Per il sindaco Fabio Gazzabin i problemi sono altri.
Sicuramente sì, ripeto, 17 anni insieme di lavoro non si butta via perché uno si è iscritto a un partito diverso dalla Lega. Presti, dal canto suo, non ha intenzione di dimettersi. Giornate frizzanti per il centrodestra trevigiano, per citare un post sui social di oggi del coordinatore Montuori, coordinatore di Fratelli d'Italia. Ancora gatte da pelare per il commissario leghista Gianangelo Boff. La Lega perde Nico Presti, già sindaco di Arcade per 2 mandati, e aggiunge un nuovo caso che fa discutere a livello politico dopo le frizioni con Fratelli d'Italia per la nomina di Marco Della Pietra a capo dell'Associazione dei Comuni e la fuoriuscita di Giancarlo Datos dal gruppo consiliare del Carroccio ai 300. Che ci sia fermento è evidente, ma il commissario provinciale Gianangelo Boff invita a valutare le singole vicende. Presti, spiega, aveva rinunciato già lo scorso anno alla militanza. All'epoca ci eravamo anche confrontati con Nico, è stata una sua scelta personale, percorso fatto negli anni, probabilmente non l'ha portato a quelle soddisfazioni che lui si sarebbe aspettato e a un certo punto ha fatto una scelta. Anche per Boff non è automatico che il sindaco di Arcade Fabio Gazzabin metta Presti fuori dalla giunta. È ovvio che non può essere il solo e unico motivo, e poi dipende anche dagli accordi che vengono fatti nel momento in cui si fanno le liste e si fanno le candidature, perché è ovvio che se vengono stretti degli accordi che magari oggi a me non sono conosciuti e poi questi accordi vengono disattesi, è ovvio che viene meno un po' la fiducia. Se Datos prosegue, ha cambiato casacca per i dissidi col capogruppo Riccardo Barbisan, c'è anche un elemento caratteriale da tenere in considerazione. Non vorrei che la politica venisse troppo personalizzata, perché io non è che entro o esco dalla Lega per una persona che mi sta simpatica o una che mi sta antipatica. Nessun problema della base verso il capitano Matteo Salvini, secondo il commissario, che per le amministrative di giugno ribadisce di volere un centrodestra unito al voto. I rapporti con Giuseppe Montuori sono rapporti dialoganti, come lo sono anche con gli esponenti degli altri partiti. Tra segretari si parla, si ragiona. È ovvio che magari ci sono dei momenti in cui si alzano anche i toni e ci si confronta in maniera più accesa, ma questa è la politica, se no è normale che sia così. Siamo alla pagina di Belluno. Partiamo da un incidente sul lavoro, una tragedia nei monti dell'Agordino. Un operaio di 58 anni è morto nel primo pomeriggio durante dei lavori di disboscamento che stava eseguendo alle dipendenze di un'azienda del Primiero. Travolto e ucciso dal gancio del verricello che stava utilizzando per caricare legname. Tragedia poco dopo mezzogiorno nei boschi dell'Agordino, in comune di Gosaldo. A perdere la vita Paolo Marcon, 58 anni, ex dipendente comunale del luogo e che ora lavorava per una ditta del Primiero impegnata nell'attività di disboscamenti. L'uomo è morto praticamente sul colpo, sbalzato per diverse decine di metri dopo essere stato colpito dal gancio che muoveva il verricello su cui aveva appena caricato un tronco d'albero. L'infortunio mortale è accaduto nelle vicinanze della località Cordemole Valzocca. L'allarme ha fatto arrivare i vigili del fuoco di Agordo che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre per il recupero del corpo è intervenuto l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, che successivamente è atterrato al campo sportivo di Gosaldo, dove la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri e dal personale dello Spisal. Si è tenuto oggi, convocato dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzano, un nuovo tavolo di aggiornamento relativo alla situazione della Diab di Longarone, che occupa attualmente circa 250 lavoratori. L'incontro odierno ha avuto come obiettivo approfondire con tutte le parti coinvolte l'avvio del processo di reindustrializzazione da realizzarsi, trovando chi possa essere interessato alle attività in dismissione della proprietà svedese. A tale riguardo l'azienda ha comunicato di aver individuato un advisor, Sernet, cui è affidato il compito di facilitare nel percorso. Un nuovo incontro è stato programmato per giovedì 14 aprile, sempre in sede regionale. Un maschio giovane di Lupo è stato investito la sera tra il 5 e il 6 aprile all'altezza dell'abitato di Fornesighe in Val di Zoldo. L'automobilista ha riferito agli agenti della polizia provinciale che l'animale è sbucato improvvisamente da dietro un paramassi e che l'impatto è stato inevitabile. La carcassa dell'animale è stata rimossa. Gli agenti esperti di fauna selvatica hanno confermato che l'esemplare maschio, probabilmente nato nel 2021, pesava quasi 42 kg. Pittura che narra
La storia di un tempo a Funes dal Pago, un progetto artistico firmato da Vincenzo Munaro, fa rivivere alcuni angoli del vecchio borgo. Un borgo, un paese che rinasce. Succede a Funes grazie a due fratelli, Gilio e Vincenzo Munaro. Il primo acquista e ristruttura gli edifici attorno al luogo natio. Il secondo, la cui carriera artistica si è mossa vivendo tra Venezia, Belluno e Grado, è voluto tornare nel paese della sua famiglia per dipingervi 11 strappi di affresco. Pensati per abbellire il borgo Il Casal, che risorge dopo 70-80 anni. Il tema di questi 11 strappi? Il tema sono l'aspetto paesaggistico del paese, l'aspetto figurativo, l'aspetto delle mie radici, dei miei ricordi, e anche altri racconti del passato. I dipinti raccontano una memoria storica, sono un ripercorrere un tempo che fu, un ieri proiettato nel domani per non dimenticare chi eravamo. Ritornare dopo 60 anni è un'emozione. Quindi rimane sicuramente, io dico, che due fratelli hanno fatto rinascere il borgo dove sono nati. Il 21 maggio gli 11 strappi di affresco, di cui abbiamo potuto vederne solo alcuni, verranno scoperti e resi pubblici, per rimanere fruibili per gli sguardi di chi avrà occasione di passare per Funes e vedere come erano non solo gli immobili ora restaurati, ma anche come erano le persone che li abitavano quando vennero costruiti. È online il sito dell'Associazione Nazionale Partigiani di Belluno, un lavoro di raccolta certosina di documenti affinché la Resistenza non sia solo memoria del passato, ma anche pratica per il presente. È nel cuore dell'Associazione Nazionale Partigiani di Belluno ricordare uno degli episodi più importanti della storia bellunese, perché la Resistenza ha rappresentato davvero un salto di qualità della partecipazione dei cittadini alla vita della provincia. Quella storia è stata racchiusa certosinamente in un sito www.ampibelluno.it, che è un work in progress, un lavoro non ancora concluso di raccolta di documentazione che è memoria del passato e pratica del presente. Il sito da una parte serve e è ancora in costruzione, perché la mole di lavoro che sta facendo Nilo Del Pian, che ha costruito il sito, è davvero enorme. Dall'altra la nostra necessità anche di dare pubblicità all'attività istituzionale nostra. Con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Ampi Belluno sta ricostruendo il dizionario biografico dei partigiani bellunesi destinato all'istruzione pubblica. La mole dell'impegno è enorme, anche perché sono stati riconosciuti come partigiani combattenti più di 5.000 persone, che vuol dire allora più del 2% della popolazione che allora viveva nella nostra provincia. Il sito parallelamente viaggia alla ricerca di nuovi contributi che possono essere inviati dai cittadini direttamente dalla pagina dei contatti assieme a immagini e fotografie. Belluno è città medaglia d'oro alla Resistenza per il ruolo che la provincia ha avuto nella lotta partigiana. La provincia di Belluno insieme alla provincia di Bolzano e di Trento erano state cedute al Reich nazista, e per cui la caratteristica della resistenza bellunese ha anche proprio un valore anche di liberazione nazionale e di riconquista dei propri diritti in una nazione italiana a cui noi abbiamo dato un grande contributo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi, noi ci fermiamo qui, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in lieve diminuzione, ma sarà un indebolimento dell'anticiclone solo temporaneo. Tempo buono con qualche disturbo nella giornata di venerdì 8 aprile. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale il sole, il cielo si presenterà sereno o parzialmente nuvoloso come vediamo. Dal pomeriggio non si escludono degli acquazzoni sui rilievi e fin verso le zone limitrofe. Temperature ancora in aumento e del tutto gradevoli, minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 22 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulle prealpi, in Carnia e sulle colline orientali cielo localmente coperto con deboli piogge a partire dal pomeriggio. Altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 15-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui avremo tratti soleggiati, specie al mattino, nubi in aumento però dal pomeriggio, con possibili deboli o debolissime precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.